Esattamente 100 anni fa, nel 1920, nasceva qui vicino a Cappella Maggiore Luigi Cillo, artista poliedrico dalla produzione vastissima ed eterogenea. Realizzò infatti, oltre a dipinti e sculture, anche terracotte, ceramiche, vetri e molto altro ancora. Artista che ha esposto in innumerevoli mostre, tra le quali la Biennale di Venezia per 4 volte e quella di San Paolo del Brasile, e le cui opere sono conservate in numerose raccolte, pubbliche o private, in Italia e all'estero. La collezione Maria Fioretti Paludetti della Galleria Civica Vittorio Emanuele II comprende numerosi suoi lavori, realizzati con diverse tecniche artistiche e raffiguranti vari soggetti, da quelli a carattere storico, come i busti in terracotta degli eroi del Risorgimento, a quelle a carattere sacro, come l'imponente Politico dei Fiori, il cui programma iconografico era stato scelto direttamente dallo stesso professor Paludetti. Vi sono poi un bel casolare del 1969, il ritratto della sorella del professor Paludetti, Cecilia, e questo fresco Fiori in primavera dipinto nel 1994.